So our project in Veneto Stars was to track the shoreline in Lido di Jesolo, and it was a great chance for us to come back and visit El Lido di Jesolo to interact with business owners and the locals to see what is the problem. I think it was also great to have trainers, Italian ones, to get to know better the real challenges in the region. And we're very grateful for this challenge and everything that it brought us. Ciao, io sono Camilla del team Safe Hills e vi parlerò un po' di come è andata questa settimana. Sicuramente è stata di grande aiuto perché grazie al mentoring dei nostri coach siamo riusciti a fare un po' quel passo, quel salto di qualità, perché a inizio settimana avevamo qualche idea, un po' di speranze, ma anche le idee confuse. E invece ad oggi, a venerdì, abbiamo un primo mock-up del progetto, abbiamo tanti nuovi suggerimenti utili da seguire e sicuramente siamo molto motivati e sappiamo anche da chi andare. Quindi ringraziamo tantissimo il team di Veneto Stars, H-Farm che ci ha accolto, i nostri tutor e speriamo che riusciremo a portare questo progetto ancora avanti. Ciao, sono Leonardo di Thermix Team. In questa settimana di H-Farm abbiamo fatto i passi da gigante. In particolare, grazie ai nostri coach, siamo riusciti a scoprire strumenti nuovi, come ad esempio la carta tecnica regionale, il geoportale del catasto e la Lean Business Model Canvas. A tal proposito vogliamo ringraziare il Veneto Stars che ci ha dato questa opportunità e i nostri coach, Andrea, Marco, Sara e Nicomino.